troviamo nell'antica capitale della Barbagia, ci troviamo a Ollollai e ancora una volta è questo paese che organizza un evento del tutto unico e un evento del tutto speciale. È il primo festival di cibo da strada, organizzato dagli olandesi che sono ospiti di questa comunità e che da un po' di tempo stanno iniziando a vivere il paese di Ollollai e poi gli ollollaesi, in un rapporto sinergico di amicizia che ha coinvolto tutte le associazioni del paese. Voi rimanete in nostra compagnia perché vi racconteremo una giornata davvero speciale. The people here are really lovely, heartwarming. They're very friendly and helping us. For example, like that guy, he helped me with. He made this. Miguel. That's my friend, Miguel, and he helped me with this. He made this, and Ollollai is in my heart now. I really like it, and we are back next year. We're more power, more party. Mario Agus è il presidente del Circolo dei Sardi in Olanda, presente qua a Ollollai per questa grande festa. Mario, un lavoro il vostro che si porta avanti da anni per valorizzare la nostra isola al di là dei confini. Siamo quasi 45 anni, dal 1973 esiste il Circolo Sardo Amici Mediterranei di Arne, ma anche altri circoli. Noi ogni giorno organizziamo delle grandi cose per promuovere l'immagine della Sardegna, ma anche per far conoscere il prodotto alimentare, il prodotto artigianale. Stiamo facendo degli sforzi ultimamente anche per avvicinare le nuove generazioni affinché questo che abbiamo costruito in tutti questi anni non venga perso. Questo che facciamo, io sono sardo, vivo in Olanda, mi sono integrato in questa società come stanno facendo gli olandesi qua a Ollollai, che questa è una grande iniziativa che stanno facendo e ripeto, l'ho detto anche prima, queste cose bisogna farle anche agli altri paesi all'interno della Sardegna perché è l'unico modo per far vivere i paesi. Diderik, tu sei uno degli organizzatori che ha voluto fortemente organizzare Barbagia in piazza qui a Ollollai, un rapporto di amicizia che continua e che soprattutto si rafforza. Questa idea è nostra, diciamo, però è una collaborazione con la gente del paese, centro commerciale naturale, anche Pro Loco, anche la comune e specialmente gente di paesi, è vero. Avete coinvolto tanti olandesi, i vostri amici olandesi che sono venuti qua a Ollollai in questa giornata, li avete sentiti in queste ore? Cosa vi hanno detto? Sono contenti di essere qua in Sardegna? La gente che ha parlato dice sono contentissimi veramente, solo gente contenti, felice, cibo e bevande bene e l'amicizia diciamo e musica bene anche. Diderik, un'iniziativa e un evento che si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi invitiamo tutte le persone che ci stanno guardando a raggiungerci qua il prossimo anno perché quest'anno chi non è venuto qua a Ollollai per Barbagia in piazza si è persa davvero un grande evento. Quindi vi aspettiamo. Vieni qua, vieni a vedere e vieni a divertire con noi.
Hello, people from Sardinia. My name is Joyce. I'm from Holland, and I'm here at Barbagia in Piazza at 30 September, and I'm really enjoying the food festival. We are selling bitterballen, specialità con Olanda, and yeah, we are super excited to be here, be in Ololai. The people are really friendly, and yeah, I'm very glad to be here. Pierpaolo Sorro, il presidente della Proloco di Ollollai, e ancora una volta l'associazione turistica Proloco di questa comunità si è rimboccata le maniche per organizzare insieme agli olandesi e alle altre associazioni del paese questo grande evento. È sicuramente un successo, Pierpaolo, vero? Sì, è stato un successo perché la comunità ha creduto in questo evento, grazie al centro commerciale naturale, alla regione Sardegna, al comune, alla Proloco. Abbiamo portato a casa un altro ennesimo successo, un'altra manifestazione inventata così dal niente in collaborazione con gli olandesi. Abbiamo portato questa street food da strada, primo festival del cibo, un successo inaspettato veramente. Il rapporto, soprattutto d'amicizia con gli olandesi, sta dando i suoi frutti. Sì, il rapporto con gli olandesi sta dando i suoi frutti, speriamo nel futuro di fare ancora di più, e quindi è proprio l'inizio della collaborazione al massimo. Ci sono tanti posti dove mangiare, in tanti si sono organizzati, sono arrivati dal Belgio, dall'Olanda. Tu quali hai preferito? Io ho girato tutti, quindi, perché bisogna assaggiare tutto, dal Belgio, dall'Olanda, alla Sardegna, quindi un po' di tutto. E grazie anche a voi per averci creduto ancora una volta. Grazie veramente a tutti quelli che sono venuti all'online. Sono loro i vincitori del reality, hanno conquistato davvero tutti e soprattutto sono entrati nel cuore degli ollolaesi. Com'è andata? Benissimo, sì, mi è piaciuto molto. Ora è l'ultimo giorno del reality e quindi è un giorno doppio, è felice ma anche strano perché domani senza camera di Olanda e quindi... Non ci sono più le telecamere, ma voi rimanete comunque qui a Ollollai? Sì, certo, vorremmo rimanere qua sempre, anche iniziare con dormire esperienza con nostra casa, ha comprato, anche vorremmo iniziare una piccola sartoria con di paese di Ollollai, anche con di abiti di paese. E vorremmo rimanere qua sempre. Perché loro non solo hanno vinto il reality, ma hanno comprato una casa qui a Ollollai, piano piano la stanno ristrutturando, sono due stilisti, hanno già organizzato un grande evento qua nel cuore della Barbagia e quindi un percorso che continua. In bocca al lupo. Grazie mille. Molto gentile, grazie. Tantissimi auguri a voi, auguroni.
Sono in compagnia ora del vice sindaco di Ollolai, Michele Cadeddu, e dell'assessore alla cultura, Maria Laura Ghisu. Ancora una volta una scommessa vincente. Sì, diciamo che quest'anno le scommesse negli ultimi anni ci stanno venendo bene. Abbiamo anche puntato su cavalli vincenti che sono il mix della nostra tradizione unita alla tradizione olandese e belga che hanno portato i nostri nuovi ospiti. Ollolai ha dimostrato ancora una volta che quell'ospitalità di cui si parla sempre è sempre in questo caso offerta e mai dovuta, e tra gli olandesi e gli ollolaesi c'è un rapporto di sinergia concreto. Buonasera a tutti. Sì Roberto, come dicevi tu, come diceva l'assessore, ormai è un connubio Ollolai, Olanda, ma ci stiamo allargando piano pianino. Adesso abbiamo anche ucraini, abbiamo siciliani, per cui diciamo che questo progetto non è solo un progetto che va a valorizzare gli immobili di Ollolai, ma è proprio un progetto socioculturale che stiamo portando avanti, una piccola rivoluzione ci piace chiamarla. Stiamo aprendo secondo noi un'autostrada per tutta la Sardegna. Io mi auguro che anche le altre amministrazioni si prodigano perché questo si possa ripetere anche altrove. Parole sante queste, perché parliamo sempre di paesi del centro Sardegna e per valorizzarli bisogna fare qualcosa, così come state facendo voi. L'appuntamento quindi? Speriamo per il prossimo anno, per 2 anni, 3 anni, per 50 anni, per 100 anni. E come diceva Michele, non solo con gli ollaesi ma davvero con tante comunità che qua nel cuore della Sardegna si ritrovano, fanno amicizia e soprattutto portano avanti un lavoro davvero importante. Italian people, like here, are crazy for poffertjes. It's amazing. It's really so. Thank you, Ollolai. Thank you, Italy, for having us. Thank you for having us in Italy. Centro commerciale naturale di Ollolai ancora una volta impegnato. Noi siamo in compagnia di Pamela Mazzette, il presidente di questa compagine. Come sta andando, Pamela? Un evento unico, un evento che ha richiamato tantissima gente. Sì, un evento unico assolutamente, perché comunque per Ollolai è una cosa nuova e sinceramente non mi aspettavo tutta questa gente. Come commerciante direi che sono al top della soddisfazione perché c'è un sacco di gente. Ancora una volta Ollolai fa parlare di sé. Sì, sicuramente. Siete soddisfatti? Soddisfattissimi. E noi siamo contenti, l'appuntamento è per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo, sì. Vi aspettiamo. Sono le piccole comunità della nostra isola a fare grande la Sardegna e Ollolai ancora una volta ha dimostrato di impegnarsi davvero ogni giorno per valorizzare il centro dell'isola. Un'unione davvero speciale, quella tra gli ollolaesi e gli olandesi, che ha prodotto cultura, ha prodotto storia e soprattutto ha dato vita a un evento di questo tipo. L'appuntamento con Barbagia in piazza è per l'anno prossimo e vi aspettiamo qua nel cuore di una Sardegna che ci piace raccontare.